Intanto più di 30 concerti, più di 100 musicisti, il coinvolgimento di 4 comuni, 2 province. I visitatori non li abbiamo ancora conteggiati, ma sono sicuramente qualche migliaio, soltanto uno sponsor ne ha portati per i propri clienti più di 1000, quindi sì, siamo molto, molto soddisfatti. Adesso siamo arrivati alla chiusura, è un concerto come di tradizione, quello di San Martino, che è offerto dalla confraternita di Valdobbiadene e della Fondazione Valdobbiadene, a cui siamo molto grati per il supporto che ci dà ogni anno. Ma questi concerti, come tutti gli eventi culturali, sono molto importanti per il territorio perché aumentano la percezione qualitativa di un territorio. Valdobbiadene oltretutto ha una lunghissima tradizione musicale e culturale in generale, e quindi fa bene anche a sfoggiarla e fa bene anche ad organizzare eventi. Ma è un evento che ormai facciamo da tanti anni, perché vogliamo così ringraziare quelli che sono i frutti della terra, nel senso che nel mondo agrario la chiusura dell'annata agraria, che corrisponde proprio con San Martino, è un momento di resoconto di quello che è stato un anno di lavoro, ma soprattutto un anno poi di frutti, e quindi noi pensiamo che sia doveroso così ringraziare, per far sì che questo momento acquisti anche un suo valore. Ovviamente assieme a Valdo Jazz, che ci sostiene su quella che è l'organizzazione dell'evento, mettiamo in piedi un qualcosa che voglia anche così essere cassa di risonanza per questa serata.